Oggi iniziano assaggi di festival, siamo qui al Teatro Bibbiena e l'Orchestra da Camera di Mantova, i miei colleghi dell'Orchestra da Camera di Mantova eseguiranno la prima sinfonia di Mahler, chiamata anche Titano, in una riduzione cameristica. Questo è un gesto emblematico perché proprio con questa riduzione cameristica di un grande lavoro sinfonico noi andiamo a presentare, ad avviare questo percorso di avvicinamento a questo progetto magico per la città di Mantova che si chiama Trame Sonore. Trame Sonore Festival, il festival di musica d'arte, chiamiamola così, che ormai tutti i mantovani, gli italiani e tantissimi cittadini europei conoscono e ci raggiungono qui in città proprio per poter partecipare a queste giornate magiche. Per ragioni di diffusione della musica questa tradizione si è avviata. Io la considero una specie di binario parallelo e non sono l'unico, cioè ormai in qualche modo abbiamo questa doppia vita di questi grandi pezzi sinfonici, la versione originale per un organico gigantesco e la versione cameristica. Assaggi di Festival continuerà poi alla Scala di Milano, avremo l'onore di poterci presentare nel Tempio Italiano e non solo della musica e infine il 17 di maggio ritorneremo ancora nel nostro territorio alla Palazzina di Caccia di Bosco Fontana, un posto anche quello molto emblematico. Io invito tutti i mantovani a non lasciarsi scappare questa opportunità di vivere la musica in un modo straordinario, unico, una modalità che si è resa possibile soltanto qui a Mantova. Io ho avuto la fortuna di girare il mondo, ma credo che un luogo che possa offrire un progetto di questo tipo immersivo, dalla mattina presto alla sera tardi, di brevi concerti con musicisti, operatori, grandi appassionati che si incontrano, sia veramente qualche cosa di unico che va assolutamente colto e vissuto.